ricordarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che dovrebbe già essere collegato. Ci sei, Francesco? Eccomi qui, salve a tutti, ciao Giovanni. Mi dispiace di non essere un protagonista dello sport, avrei preferito forse, però insomma. E lì sono mi necessarie accontento. delle doti fisiche che non so se, come dire, se tu ne sei in possesso. No, che purtroppo non posseggo, no. Non solo benvenuto, direi bentornato su Radio Libertà, visto che oltre che una firma sei una voce ben nota ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio, è un grande piacere peraltro ritrovare gli ascoltatori di Radio Libertà che mi sono mancati. E tra l'altro su questo abbiamo anche una piccola sorpresa, neanche tanto piccola dal mio punto di vista, ma se sei d'accordo l'annuncerei nella seconda parte della nostra conversazione, per non buttare giù tutte le carte subito, no? Teniamo il riservo ancora per un po'. Se ce la facciamo, insomma. Allora, ovviamente questa settimana è stata la settimana in cui il tuo giornale è stato non solo al centro del dibattito, ha dettato proprio il dibattito, no? Con la notizia ormai famosa, celeberrima, del consigliere del Quirinale Francesco Saverio Garofani che si è lasciato andare in una conversazione pubblica, una chiacchierata tra amici, l'ha definita lui, ha delle considerazioni, diciamo, no, sul fatto preoccupante per cui questo governo di centrodestra rischia di vincere le prossime elezioni, insomma, in qualche modo bisogna attrezzarsi. Però io ti volevo chiedere se tu potevi anzitutto riepilogarci, cioè la ciccia giornalistica. Qual è la notizia che avete dato sulla Verità? Perché sembra un paradosso, ma in questi giorni, almeno secondo me, il mainstream ha un po' capovolto la questione, no? Si è creata un'isteria, attacco al Quirinale, quando in realtà non era Sergio Mattarella, tra l'altro, il protagonista della cosa. E si è perso in questo, come dire, sì, in questa isteria diffusa, si è perso un po' la ciccia di quello che voi avete scritto. Cosa avete scritto, anzitutto? Questa isteria però, Giovanni, è indicativa perché quando c'è una notizia e tu fai di tutto per rendere le acque torbide, evidentemente c'è qualcosa che non va. Certo. Allora, noi abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro di cronisti, cioè come è noto abbiamo scritto, riportato anche dei virgolettati di questo signore Francesco Garofani, che non è un passante, è un consigliere tra i principali del Quirinale, perché sta nel Consiglio di Difesa, cioè è guida un ente, un organismo che in questo momento tra l'altro è particolarmente importante, proprio perché, ricordiamolo, il Quirinale è il luogo da cui arrivano per bocca di Sergio Mattarella tutta una serie di indicazioni sulla guerra in Ucraina, cioè che bisogna continuarla, non bisogna cedere, bisogna andare avanti, quindi questo consigliere vive, diciamo, un momento estremamente delicato, no? Politicamente. Certo. Ed è uno che deve parlare con i ministri, deve fare da organo di collegamento, cioè non stiamo parlando di uno come dire che può andare, no, al bar a dire le cose, la prima cosa che gli passa per la mente. Tra l'altro non ha detto la prima cosa che gli passava per la mente. Quello che noi abbiamo raccontato è semplicemente che il signor Garofani in un'occasione pubblica ha fatto un ragionamento politico molto dettagliato, e in questo ragionamento politico si spiegava che ci vorrebbe intanto una coalizione di centrosinistra molto più forte, determinata, una specie di nuovo Ulivo. Prodi deve essere più incisivo, e poi spiegava che se fosse ancora vivo il Presidente del Consiglio oggi sarebbe David Sassoli, o comunque alla prossima legislatura sarebbe lui, il che peraltro, come dire, non è una cosa particolarmente dolce nei riguardi degli attuali leader del centro-sinistra, cioè si sta dicendo è meglio un defunto di voi, no? Quindi questo già è particolarmente duro. Ma poi cosa dice Garofani? Garofani dice che ci vorrebbe uno scossone, no? Per liberarsi fondamentalmente di questo governo. Perché qual è il tema? Il tema è che se questo governo rivince le elezioni, questa maggioranza di centrodestra rivince le elezioni al prossimo giro, e poi dopo potrebbe anche contribuire in maniera significativa all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, e non sia mai che il prossimo Presidente della Repubblica
non sia uno che viene dal bacino della sinistra, no? Del centro-sinistra. E allora queste non sono quattro chiacchiere al bar, no? Posto che io mi domando anche, visto che poi Garofani ha detto che era una cena di romanisti, cioè mi domando di che parlano, cioè io mi aspetto che alla cena romanisti si parli della Roma, no? Capisco che anche lì ci sono delle cose particolarmente delicate da dire sul calcio e sì, si possono fare e disfare dei governi sul pallone, però non mi immagino che uno vada alla cena della Roma a dire queste cose, perché tra l'altro sono molto articolate, cioè non è che gli hanno chiesto ma come va, com'è la situazione, lui ha risposto ma potrebbe andare meglio, ha fatto un ragionamento molto articolato dicendo allora il centro-sinistra dovrebbe far così e poi ci vuole lo scossone per questo governo, cioè ragazzi, ma lo scossone, di che scossone stiamo parlando? Capite che nella bocca, sulle labbra di un consigliere del Quirinale uno si fa qualche domanda, cioè davvero una persona del genere che ha 3 mandati da parlamentare di centrosinistra, che va a dire certo. queste cose, può consigliare il Presidente della Repubblica su dei temi delicatissimi come la guerra in Ucraina, ad esempio? Cioè, questo che ci siamo domandati. Abbiamo pubblicato queste cose e cosa è successo? È successo che la grandissima parte dei giornali italiani, invece di approfondire la questione, no, ha cercato di smontare la notizia. Cioè, le grandi curioso, inchieste diciamo. è curioso anche se prevedibile. Sono arrivati strali da ogni dove, da destra a sinistra, che è interessante. E poi il Corriere della Sera ha dato la parola a Garofani, il quale Garofani in un'intervista ha detto ma no, ma io appunto erano chiacchiere fra amici, comunque Mattarella mi ha rassicurato, no? Mi ha confortato. Ora, io penso che invece dovrebbero essere confortati gli italiani sul fatto che ci sia attorno al Colle totale imparzialità. C'è un punto che la mattina in cui noi siamo usciti, silenzio, no? I giornali escono a mattina presto, fino a mezzogiorno circa silenzio totale. Poi a un certo punto, visto che nessuno parlava, Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia dice ma forse qualcuno dovrebbe smentire questa cosa, no? Cioè, sono cose particolarmente gravi e andrebbero smentite. E lì entra in gioco il Quirinale, perché è evidente che noi non abbiamo detto Sergio Mattarella ha fatto, no? Lì la smentita non arriva da Garofani, cioè non è che c'è Garofani che si premura di dire come avrebbe potuto fare con una nota, sono stato malinterpretato. Potuto o non no. potuto, diciamo, col senno di poi, ma il tuo discorso è Sì. chiaro. Cioè, avrebbe, no, uno mandava una nota e diceva no, io ho detto queste cose, le ho dette così, il mio ragionamento che è stato interpretato male, solite cose che si dicono. Invece cosa succede? Arriva una nota del Quirinale, cioè del Presidente della Repubblica. È lì che, come dire, non è che abbiamo tirato noi dentro il Colle nella persona del Presidente, il Colle si tira dentro da solo mandando una smentita in cui definisce ridicola questa cosa. E allora capisci che se uno la definisce ridicola, poi dopo diventa tutto molto complicato nel momento in cui invece si scopre che questa cosa non è ridicola per niente, perché lì non c'è stata nessuna smentita, anzi l'intervista che Garofani ha concesso al Corriere della Sera è una conferma, cioè lui non dice non ho mai detto quelle parole, la verità si è inventata tutto, lui dice io queste cose le ho dette, ma cerca di sminuire dicendo sì, le ho dette al bar, le ho dette alla cena degli amici, chiacchiere fra amici. No, era una cena con tante persone in pubblico dove ha detto delle cose molto dettagliate e con un intento molto chiaro, molto preciso. E questo sinceramente a me come cittadino prima di tutto mi fa stare proprio serenissimo, no? Sull'indipendenza dei consiglieri del Quirinale. No, anche perché tu hai ricordato, oltre alla notizia, un elemento di contesto importantissimo, cioè che questo consigliere ha alle spalle più legislature, diciamo, nelle formazioni nei partiti della sinistra italiana. T'aggiungo un altro elemento, perché sembra, no, che tutti i commentatori o la gran parte abbia vissuto su Marte negli ultimi decenni. Cioè noi di qualche scossone, come dire, politico, mediatico, giudiziario,
a danno di premier di governi di centrodestra in passato l'abbiamo visto, anche provenendo dal Quirinale, a volte anche dall'inquilino diretto del Quirinale, non nel caso di Mattarella in questione, ma per esempio del suo predecessore. E insomma, come dire, non possiamo proprio far finta, no, di aver vissuto su Marte, che invece la notizia data dalla Verità non scomodi la storia del paese, no, da un certo punto di vista. Le cose relative a Napolitano e Berlusconi, voglio dire, sono note, no? Le sappiamo, le hanno raccontate persino dei presidenti, dei premier di altre nazioni, cioè qui siamo a dei livelli, voglio dire. Compreso poi, l'incontestabile Barack Obama e il suo segretario di Stato. tra le altre cose, no? Ma poi vogliamo allargarci, cioè non è che facciamo finta di non sapere che ci sia un'ostilità di quello che altrove si chiama stato profondo nei riguardi del centrodestra, cioè il caso che coinvolge, il caso Palamara, tutta la vicenda del processo Salvini, qualcosa ci dicono, no? Certo. Di alcuni ambienti istituzionali, e allora capisci che in questo contesto certe frasi, io credo che siano, questa è una mia opinione personale, credo che queste frasi siano emblematiche di pensieri che circolano in quel mondo, in un mondo in cui la destra in generale non è gradita, no? Non deve entrare nelle stanze del potere, non deve uscire dal ghetto in cui dopo dopo la nascita della Repubblica è stata confinata. Certo. Ma allora mi vien da chiederti 2 cose a ruota delle tue osservazioni. Uno, se questi pensieri, diciamo, alternativi all'ultima volontà popolare espressa, secondo te troveranno poi forma, cioè si inventeranno qualcosa? E 2, e la domanda delle domande che molti rifiutano di porsi comunque è se Garofani può rimanere nella sua carica con serenità sua e di tutti noi, insomma. Allora, lì c'è un enorme problema, cioè io credo che in un paese normale Garofani si dovrebbe dimettere. Perché banalmente non è più garantita la sua indipendenza, ammesso che ci fosse prima, no? Cioè uno che viene da 3 mandati politico nel centro-sinistra, insomma, dire che sia, come dire, indipendente, vabbè, sia, no? Perché uno per è legittimo, okay? Magari poi uno sta alla sua personale, andare in un luogo, assumere un incarico e poi essere indipendente. Ma di fronte a queste cose la sua indipendenza non è più garantita. Cioè io come faccio a stare tranquillo? Come fai a stare tranquillo che ci sia uno che consiglia su questioni delicatissime, sui tuoi soldi per la difesa, sulle spese militari, su una guerra? Consiglia avendo in mente come può la sinistra, no, trionfare. E questo scossone cosa deve riguardare? No? Se riguardasse questioni relative, la butto lì, l'Ucraina, cioè come faccio io a stare a pensare che uno così possa contribuire alla più alta e autorevole carica dello Stato, al lavoro, no? Sereno, limpido della più alta carica dello Stato? Non si può. Certo, qual è il problema? Come dicevo prima, se tu in un comunicato ufficiale del Colle hai scritto che tutta la vicenda è ridicola e hai addirittura confortato, no? Come fa a dimettersi questo nel momento? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. E hai addirittura confortato, no? Come fa a dimettersi questo nel momento in cui è stato confortato e la vicenda è ridicola? Se evidentemente se si dimette la vicenda si deve ammettere che non è più ridicola, e questo crea un grosso problema. Eh sì, è un impasse, diciamo, oggettivamente. Tra l'altro io trovo che sia molto interessante, giustamente, l'accenno che hai fatto tu più volte alla questione della guerra in Ucraina. Allora mi vien da chiederti, ma è un caso che questi pezzi di deep state, che hanno posizioni chiare anche su questo tema, no, come dire, fanno emergere questi desiderata di scenari alternativi, diciamo, in un momento in cui
volenti o nolenti, diciamo, il governo di centrodestra sterza un po' da quell'oltranzismo bellicista di certa Europa, che magari io e te la pensiamo diversamente su questo tema, ma diciamo una presa d'atto realista dice che senza un impegno diretto degli Stati Uniti, cioè bisogna uscire da questo impasse, no? Il governo di centrodestra dimostra di comprendere questo mutamento storico e un certo deep state si attiva. È tutto casuale o no? No, non è tutto casuale, secondo me, anche perché io, guarda, la mia opinione sulla guerra in Ucraina non è che deve vincere Putin, no, Certo. perché poi arrivano queste accuse, hanno tirato in ballo i russi, mica i russi, cioè No, confermo che io ti conosco non da ieri, non è mai stata questa la tua opinione. no, non me ne frega assolutamente niente, cioè posto che io non devo andare a dire, cioè io vorrei che noi, che si vivesse bene qui, non so come dire, non credo che il modello sia allora facciamo come Putin, o facciamo come Biden, o facciamo come Trump, no? Chiaro. Il punto deve essere che la democrazia e la libertà di pensiero devono essere garantite qui e non credo che Putin sia il cavaliere bianco che garantisce la libertà e la democrazia, tutt'altro. Quello che penso è che questa guerra, visto che muore un sacco di gente, non sarebbe mai dovuta scoppiare, perché credo che si potesse evitare, e penso che l'Europa dal punto di vista diplomatico sia stata grottesca. È stata una guerra voluta da Biden, non dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono tante cose, una guerra voluta dai democratici di una certa tendenza e alimentata anche da una parte dei repubblicani, tutti gli eredi dei conservatori. Ora, in questa fase chiaramente ci sono due temi. Uno è il riarmo europeo, cioè io sono a favore di un riarmo dell'Italia, cioè una spesa militare che giovi alla nostra sovranità. La sovranità militare è fondamentale, no? Il punto è se le armi le compra la von der Leyen, poi tra l'altro non per la guerra in Ucraina o per aiutare gli ucraini, ma per garantire alle industrie tedesche di fare questo e quell'altro, per garantire un giro d'affari a nazioni o a una parte degli Stati Uniti, voglio dire, che perché l'industria tedesca è in difficoltà grazie sempre all'Europa che ci ha imposto il green, o perché ci sono, no? Dobbiamo ammorbidire questo o quell'altro comprando le armi, e questo non è garantire la sovranità militare dell'Italia, questo è comprare delle armi vagheggiando e vaneggiando sul fatto che l'Europa in questo modo diventi indipendente. Io voglio ancora capire chi è che poi decide come impiegare le armi europee, no? Chi è la grande mente strategica in Europa. Anche perché un malizioso, scusami, potrebbe pensare che la potenza nucleare continentale, cioè la Francia, farebbe pesare questo suo, diciamo, no? Questo suo attu, chiamiamolo. Certo, peraltro è curioso il fatto che l'Europa unita nasce per impedire alla Germania di rifare, come dire, abbandonarsi a certi antichi istinti, no? E invece adesso è diventata il garante del riarmo tedesco. Cose, insomma, la storia si ripete in farsa, diceva uno, no? Ma il punto qui è un altro, cioè questa è una partita che va per i fatti suoi e che è scollegata dalla guerra in Ucraina, perché non è che noi compriamo le armi per darle agli ucraini, sono due cose diverse. Cioè il riarmo europeo è una cosa, poi c'è la guerra in Ucraina, e la guerra in Ucraina c'è un establishment che dice deve continuare. Beh, possiamo parlarne della trattativa, possiamo parlarne da 1000 punti di vista, no? Cioè la guerra in Ucraina deve continuare fino alla morte dell'ultimo ucraino? Si può risolvere con un patto per cui la Crimea e il Donbass restano la Russia? Se ne può discutere, se non altro. Anche perché se non siamo la Russia, a maggior ragione se ne deve poter discutere, se no, come dire, si perde questa retorica, no, della nostra diversità. No, tra l'altro il fatto di non discuterne ha prodotto anche una cosa grottesca, cioè che pure delle ragioni che esistono, io riconosco che esistono delle ragioni nel fronte, diciamo così, bellicista, no? Perché la realtà non è mai bianco o nera, no? Certo. Però tutta questa enfasi, questa propaganda, che per carità a certi livelli è anche normale, a un certo punto però che cosa hanno fatto? Hanno reso grottesche
di argomentazioni belliciste, perché ne abbiamo sentite di ogni, dalle lavatrici utilizzate per fare i missili, cioè la Russia che crollava, tutte queste cose non sono accadute. E si sapeva che non sarebbero accadute, si sapeva che le sanzioni avrebbero danneggiato più noi che gli altri, si sapevano tutta una serie di cose. Allora, in questo quadro forse sarebbe stato meglio gestire con più garbo tutta la faccenda a destra e a sinistra. Ora, in questo momento mi sembra che il governo, tenendo presente le sue responsabilità, stia cercando di assumere dei toni ragionevoli, Sì. anche se talvolta, come dire, però non è che deve accontentare me il governo, no? Deve cercare appunto di fare politica, cioè di tenere presente le carte che ci sono sul tavolo. In questo quadro sta cercando di gestire la situazione in un modo, mi pare appunto, ragionevole rispetto a certe posizioni. Cioè io non so cosa succederebbe se ci fosse Calenda a fare il Presidente del Consiglio, eventualità che insomma più che di fantapolitica mi sembra da Stephen King, però capisci, Per fortuna è un periodo ipotetico del quinto tipo, diciamo. sì, che poi non ho capito neanche se si è fatto il tatuaggio o no, se è un tatuaggio vero o falso, il tatuaggio col tridente ucraino, cioè sono tutte cose meravigliose, no? Sull'antifascismo è una cosa che apre a una serie infinita di contraddizioni e ricorsi storici. Però insomma questo è quanto. Quindi in tutto questo quadro capisci che è come camminare sulle uova, no? Cioè io posso dire certe cose in un certo modo perché faccio il giornalista, non faccio il Presidente del Consiglio per la vostra gioia e anche per il vostro bene. Ti ringraziamo di mantenere un'ambizione giornalistica, diciamo. Esatto, io ambisco a raccontare le cose e anche delle volte a punzecchiare la politica, perché è il mio mestiere, è il nostro mestiere. Però un politico in questa fase cammina sulle uova, e se tu cammini sulle uova, sei in una situazione delicatissima in cui c'è in gioco la vita di milioni di persone, allora hai bisogno, e torno lì, di consiglieri che siano, come dire, specchiati, trasparenti e interessati solo al bene comune della nazione, non ad altro. Beh, insomma, mi riesce difficile non condividere questa conclusione. Per sterzare un attimo, ma si inserisce secondo me nello stesso clima, diciamo, doppio pesismo del mainstream, se vogliamo usare uno slogan. Tu questa settimana hai fatto un editoriale sulla Verità, secondo me molto interessante, in tema di sinistra e immigrazione, dove un po' hai registrato una sorta di doppio pesismo, cioè ci hai detto da un lato c'è tutta una retorica wokista, inclusivista che ben conosciamo, anche ormai più che fastidiosa ormai la trovo fin comica da un certo punto di vista. Poi ci sono esempi di sinistra al governo che adotta politiche addirittura opposte, tu in particolare hai analizzato l'esempio di Starmer. Allora ci puoi raccontare un po' questa contraddizione, cosa vuol dire anche per la sinistra italiana, anche per il nostro dibattito, insomma? Guarda, parto da una battuta, perché mi fa impressione sempre che gli unici che si moderano sull'immigrazione quando vanno al governo sono quelli di destra. Perché allora c'è un punto, un'evidenza proprio plateale, non da oggi, da almeno un decennio, cioè che gli europei si sono profondamente rotti le balle dell'immigrazione di massa, e hanno 1 miliardo di ragioni, perché aumenta l'insicurezza, perché serve a livellare i salari, perché produce scontri e frizioni culturali e sociali, insomma ci sono una marea di cose, perché danneggia anche gli stranieri che arrivano, perché quelli che arrivano regolarmente o arrivano per buoni fini poi dopo sono danneggiati da quelli che invece arrivano per altri motivi. Cioè, questo è un fatto, ok? Allora, quelli che propongono dei rimedi sono stati ostacolati in ogni modo da establishment, poteri politici, giudiziari, economici. E poi ci sono quelli che fanno le anime belle, no? I progressisti di ogni dove che fanno i fenomeni dicendo che ci vuole multiculturalismo. Ecco, quando si trovano poi a gestire il governo, a me ha impressionato quello che ha detto Shabana Mahmood, la ministra britannica, no? Sì. Che già, come si evince dal nome, non è che venga, come dire, abbia un pedigree dello Yorkshire. Non è una suprematista bianca, diciamo. No, non è neanche bianca. Quindi
dice l'altro giorno, lunedì, annunciando una serie di restrizioni pesantissime, che tra l'altro sono prese dal modello della Danimarca, che ha un governo che con un governo di sinistra moderata, democristiano moderato, ha fatto delle norme stringentissime sull'immigrazione, che l'Inghilterra ha copiato con un governo di sinistra, norme, apro una parentesi, che prevedono, se tu arrivi regolarmente sul territorio inglese, devi aspettare 20 anni, per fare richiesta di accoglienza permanente, cioè per restare in Inghilterra devi aspettare 20 anni per fare l'application. Se vieni da una nazione che non riprende gli immigrati irregolari, cioè non accetta i rimpatri, allora ti togliamo il visto, che è una cosa che ha proposto anche Trump. E poi la norma danese clamorosa era quella di costringere gli stranieri irregolari che fanno richiesta di asilo a pagare loro i costi del procedimento di richiesta d'asilo. Come? L'hanno spiegato, se hanno gioielli, se hanno macchine, se hanno beni di questo tipo, possono pagare il procedimento di richiesta d'asilo. Tutte cose che se le avesse proposte Salvini lo avrebbero crocifisso in sala. Si beccava un altro processo. Sì, l'hanno crocifisso per molto meno. Ora, la Mahmood, nel difendere queste cose, perché poi l'hanno attaccata anche dentro il suo partito, cosa dice? È il popolo che ce lo chiede. È il popolo che ce lo chiede. E io mi dico, ma come? Cioè, avete passato 20 anni a dirci che il popolo non capiva come votare, che il popolo aveva una falsa percezione, che il popolo si faceva spaventare dai professionisti della paura e del razzismo. E adesso ci dite il popolo che ce lo chiede? Ma è evidente che è il popolo che glielo chiede, tant'è che il popolo nel Regno Unito è dall'agosto dell'anno scorso che si rivolta, solo che le prime rivolte sono state represse in maniera piuttosto pesante, poliziesca, incarcerando le persone anche per i post su X. Poi ce ne sono state delle altre. Poi il governo ha cercato di nascondere un caso clamoroso, quello delle cosiddette grooming gangs, che sarebbe gang di adescamento, in realtà sono gang di stupratori pakistani che per oltre un decennio hanno rapito e abusato ragazze bianche, povere e giovani. Incredibile. Molto giovani. Su cui è andato in scena, possiamo dire, anche dell'insabbiamento dichiarato, diciamo. No, ma lo sappiamo perché ci sono state delle richieste da parte delle vittime e da parte di, pensa, politici di sinistra locali. Cioè sono loro che hanno chiesto, no? La destra, Farage, no? Questa gente qui. Le hanno chieste loro, hanno chiesto più volte una commissione nazionale, per 3 volte il governo gli ha detto di no, poi è stato costretto a farla, poi ha fatto una commissione tentando di insabbiare il tutto, tant'è che alcune associazioni delle vittime si sono ritirate dicendo questa commissione è una farsa. Questo è stato l'atteggiamento sull'immigrazione, cioè incarcerare persone per un post, sedare le manifestazioni e reprimerle in ogni modo, anche insomma bello duro, cercare di nascondere tutte le cose che non andavano da questo punto di vista, e poi contemporaneamente, per tenere buona l'opinione pubblica, Starmer ha cominciato a dire, fare dei tweet, a dire che avrebbe stretto le maglie, che aveva fatto un accordo con la Francia, no, per fare questo one in one out, cioè uno che entra per un migrante irregolare che entra dalla Manica, ne rimandano indietro uno, cioè tutte cose di questo genere. E chiaramente c'è un'evidenza, cioè al di là di tutte le menate woke, bisogna a un certo punto che i politici, se vogliono mantenere un po' di consenso, prendano dei provvedimenti seguendo quello che dice il popolo. Solo che la sinistra fa tutte le campagne elettorali e soprattutto quando non è al governo monta campagne mediatiche mostruose per dire che chiunque critichi l'immigrazione di massa è un razzista, salvo poi quando va al governo dover affrontare la realtà e quindi dover fare delle norme molto stringenti per limitare la migrazione medesima che aveva sostenuto fino al giorno prima. Certo, se vuoi questo in Italia a sinistra lo capì Marco Minniti, che però anche per questo è diventato una sorta di paria, no? Di reietto nella sua comunità. Guarda, su questo è incredibile, in conclusione ti cito questa storia. Io mi sono trovato in una trasmissione televisiva abbastanza nota in compagnia di Fratoianni, il quale citava contro il governo i dati del Sole 24 Ore che sono dati del Ministero sulla sicurezza, no?
aumento di denunce di reati. Ora, sul perché aumentano queste denunce di alcuni crimini particolari si potrebbe fare molta sociologia, a partire dal fatto che adesso cominciamo ad avere un grosso problema con le seconde generazioni, no, di Certo. di immigrati, no? Quindi, ma facciamo finta, no, che non sia così. Lasciamo i dati. Aumenta l'insicurezza, aumentano i crimini. E quindi la sinistra, cioè Elly Schlein, va a Bologna di fronte ai sindaci del centro-sinistra a dire, fa un discorso in cui parla per 10 minuti di sicurezza. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, dice: non ho mai sentito un leader di sinistra parlare per 10 minuti di sicurezza. Cioè, improvvisamente la sicurezza è diventato il loro mantra. Sicurezza, il governo è sicuro. E fra Toiani dice: ma noi le abbiamo fatte le cose, cioè noi abbiamo cercato, cioè, praticamente arrivava quasi a riabilitare Minniti, no? Che loro avevano contestato in ogni modo, accusato di ogni nefandezza. Poi fanno della sicurezza un tema perché pensano di poter attaccare il governo su questo, e contemporaneamente però sono quelli che quando vince Mamdani a New York proponendo di definanziare la polizia e di fare il grande paradiso dell'immigrazione, applaudono e dicono è il nuovo modello. Cioè, allora qui non è più politica, è psichiatria. Sì, tra l'altro hai detto Mamdani, mi è venuto, non so, ho avuto un contorcimento di stomaco, ma è un problema mio. Invece non un problema, ma una notizia iper positiva, allora in conclusione la dobbiamo dare. Se tu mi autorizzi, io dico ai nostri ascoltatori che Francesco Borgonovo tornerà su Radio Libertà, in una forma particolare, tra l'altro. Beh, tornerò nella mia forma migliore, diciamo. Mi sto allenando come Rocky per ritornare. No, Un'immagine ritorniamo bellissima, con devo dire. un'immagine bellissima, già poi hai evocato Mamdani, peraltro qualcuno che mi è ostile tra i tanti dice che io gli assomiglio a Mamdani, quindi adesso farò partire querele feroci. No, ma No, queste sono querele ritorniamo milionarie, milionarie. Ritorniamo su Radio Libertà assieme a Galt, che è una piattaforma di contenuti online e social che insomma è già operativa da qualche mese e produce una serie di contenuti, e con Radio Libertà faremo una bella trasmissione che va 2 volte alla settimana per un'ora, che si chiama La Cittadella, in cui parleremo un po' di tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi, no? Con un particolare occhio ai temi sociali, ai temi anche di costume, se vuoi, culturali, che poi sono, sai, viviamo in un'epoca negli Stati Uniti li chiamano culture wars, no? Guerre culturali, e noi ci occuperemo molto di quelle, quindi abbiamo già in cantiere delle puntate belle frizzanti. Assieme a me ci saranno Matt Kerus, Massimo Salvati e un po' di altri opinionisti, influencer, protagonisti. Poi avremo anche delle voci, diciamo, contrarie con cui fare un po' di dibattito. Mi pare una descrizione perfetta. Non so se mi hai colto in un momento, come dire, in cui avevo alzato il gomito quando mi hai sottoposto l'idea, ma evidentemente la sbronza non mi è passata, perché la continuo a trovare un'ottima idea, una grande idea che arricchisce il nostro palinsesto e anche la nostra abitudine di mettere in dialogo dei punti di vista diversi tra loro, ma magari accomunati dal non essere ortodossi, ecco, no? Dall'allergia un po' all'ortodossia. Questo ci permettiamo di dirlo. Quindi sono felicissimo che la Cittadella sbarchi su Radio Libertà. Sarà il martedì e il giovedì dalle 13 alle 14 e insomma stavo per dire che hai carta bianca totale, diciamo hai carta bianca al 99%. No, scherzi a parte, invito tutti i nostri ascoltatori il martedì e giovedì a ascoltarvi, scaricarvi, commentare La Cittadella, perché è un nuovo programma di cui siamo molto molto contenti. Beh, direi che insomma il nostro mantra, vedi anche da posizioni diverse, è che la libertà di pensiero, di espressione oggi sia il bene più importante, quello che l'Europa e l'Occidente hanno dimenticato, no? E invece parlare delle cose, anche dirsi le cose in faccia, anche quelle più gradevoli, quelle, no, più politicamente scorrette, invece credo che sia importante, fa parte del nostro, è alla base del nostro tessuto democratico, è inutile girarci intorno. Non c'è No? dubbio, E quindi non c'è dubbio. questo è il grande tema. Poi ognuno può anche rimanere nella sua idea, però l'idea è proprio questa: affrontare dei temi anche scomodi, profondi, culturali, che dall'immigrazione a, voglio dire, ce ne sono una marea che riguardano i rapporti tra uomini e donne, il modo
in cui vogliamo crescere le nuove generazioni che hanno dei grossi problemi con la tecnologia, per esempio, no? Insomma, sono dei grandi temi che ciascuno di noi affronta dalla sua vita, su cui si possono avere tante ricette diverse, ma che insomma devono essere affrontati liberamente e con coraggio, quello che cerchiamo e cercheremo di fare, ovviamente sempre, perché poi come dire, libertà fino a prova contraria, cioè noi ci sottomettiamo al volere del direttorissimo di questa radio, quindi noi siamo proprio proni alle volontà di Giovanni Sallusti, per cui quando verremo richiamati all'ordine, insomma, noi immediatamente ci sottometteremo, quindi questa è una certezza, però fingeremo di essere indipendenti dal tuo volere, dalla tua volontà. Credo ci sia un velo di ironia, ma è anche questo un tasto di Radio Libertà, e quindi lo sottoscrivo, e saranno veramente argomenti politici nel senso migliore, cioè che riguardano la polis, la nostra convivenza. Quindi appuntamento con tutti alla Cittadella martedì e giovedì dalle 13 alle 14. Io ringrazio molto Francesco Borgonovo per questa nostra chiacchierata. Sono io che ringrazio te, Giovanni, e soprattutto sono contento di abbracciare gli ascoltatori di Radio Libertà. Ci risentiamo martedì e giovedì, e poi ovviamente se il signor direttore ci farà compagnia saremo fierissimi. Abbiamo già 2 o 3 argomenti belli tosti, belli esplosivi, con anche un po' di pruderie, quindi figurati che bel calderone ti stiamo preparando, caro Giovanni. Se ci sarà pruderie non posso non esserci. Grazie ancora, buon lavoro e a prestissimo su Radio Libertà. Grazie.